Giornata di grande sport a Marostica con la premiazione dei campioni e delle campionesse che nelle diverse discipline si sono distinti anche a livello internazionale. Abbiamo deciso di accogliere questa proposta a pie pari come amministrazione. Ringrazio la consigliera delegata Veronica Grando che si è impegnata con il delegato Falco per organizzare il tutto. È un grande onore per la nostra città avere qui, oltre che tantissimi atleti della nostra provincia decorati, anche avere tantissimi amministratori naturalmente, e i rappresentanti delle varie province e delle delegazioni sportive, quindi è veramente un piacere. Tra le illustri presenze, oltre ai tanti amministratori, anche il presidente del CONI del Veneto, Dino Ponchio, che ha ribadito ancora una volta l'importanza dello sport, soprattutto per i giovani. Lo sport è una scuola di vita, lo sport è un'agenzia educativa, lo sport è entrato in Costituzione finalmente, lo sport ha una grande importanza nell'aiutare i ragazzi e le ragazze a crescere bene da tutti i punti di vista, psicofisico mi piace dire, e in questo senso il lavoro delle società sportive, dei dirigenti, degli allenatori, di tutto il mondo dello sport è molto importante. Importanti i risultati raggiunti dagli atleti e dalle atlete del Vicentino. Peccato, ha sottolineato il numero 1 del CONI Veneto, che la nuova riforma dello sport stia mettendo i bastoni tra le ruote alle società appena uscite dalla batosta della pandemia. Bastone tra le ruote l'ha messo il Covid, mettendoci in crisi 4 anni fa e l'abbiamo superato. La crisi successiva è stata l'applicazione della legge sul lavoro sportivo, che io definisco pessimissima, anche è un neologismo mio, pessimissima perché mette in crisi la gestione delle società sportive. La legge è stata mitigata molto e quindi si paga poco, ma per non pagare bisogna pagare i consulenti, quindi ci sono dei costi fissi. Ieri abbiamo avuto a Roma un incontro con il ministro Abodi e abbiamo chiesto ulteriori mitigazioni di questa legge e speriamo che arrivino.